Doppio investimento in barriera, un ragazzo e una ragazza feriscono all'ospedale, traffico in tilt in mattinata nel centro di Trieste sino alla riapertura di Corso Saba. Archiviato definitivamente il caso Una Bomber, arriva lo sfogo di Zornitta, sono contento, ora l'oblio, ma sottolinea il giornalista Maisano che fece riaprire il caso, non sapremo mai la verità. Il fiuto del cane Conan fa di nuovo centro, arrestato dalla polizia locale uno spacciatore nel rione di San Luigi mentre stava cedendo alcune dosi a un cliente a sua volta denunciato. Massimiliano Fedriga, governatore più amato d'Italia col 65% del gradimento secondo sondaggio SVG per l'ANSA, il suo futuro politico però rimane un'incognita. Gestione futura del servizio idrico, gara d'appalto, gestione in house, il bivio di fronte a cui si trova l'amministrazione anima il dibattito politico. Educatori comunali penalizzati, scatta lo stato d'agitazione del personale indetto da CGIL e UGL per le mancate risposte alle richieste degli operatori da parte dell'amministrazione. Nuovi spazi di aggregazione con diverse attività previste per gli over 65, inaugurata a Casa Marenzi in via dell'Istria 102, un progetto pensato per contrastare il fenomeno della solitudine. Buonasera dal telegiornale di Tele4, in apertura alla cronaca perché questa mattina c'è stato un doppio investimento pedonale in Corso Saba. 2 giovani feriti sono stati portati all'ospedale di Cattinara, pesanti le ripercussioni sul traffico in una zona, quella di Largo Barriera, dove episodi del genere sono accaduti spesso negli ultimi anni. Ci racconta tutto Umberto Bosazzi. Largo Barriera alla confluenza con Corso Saba, come potete vedere alle mie spalle è in atto un intervento del 118 perché c'è stato un investimento, un doppio investimento. Un'autovettura ha centrato 2 persone, 2 giovani, entrambi i feriti sono coscienti e in questo momento il personale del 118 li sta assistendo sul posto. È molto probabile che poi saranno portati a Cattinara. Logicamente, stante anche la zona dove si è svolto questo incidente, ci sono delle ripercussioni non di poco conto sul traffico, soprattutto sul traffico proveniente da Corso Saba. Così questa mattina in diretta dal luogo dell'incidente nel corso di Sveglia Trieste. Fortunatamente le conseguenze non sono state gravi, botte e contusioni per il ragazzo e la ragazza investiti in prossimità delle strisce pedonali. La preoccupazione era in particolare per la giovane sbalzata sull'asfalto per diversi metri nell'impatto con il SUV della Mercedes. Entrambi sono stati assistiti sul posto da personale del 118 e poi trasferiti a Cattinara. Sotto shock invece il conducente sloveno alla guida dell'auto, così come il bambino che viaggiava sul sedile posteriore. Se le conseguenze sanitarie non hanno destato preoccupazione, altrettanto non si può dire per i riverberi sul traffico. Il sinistro in Corso Saba ha mandato in tilt la circolazione viaria per oltre un'ora, da Corso Italia alla Galleria Sandrinelli, da via Carducci sino a piazza Goldoni. Situazione perdurata sino a poco prima delle 10, quando l'arteria è stata riaperta al termine dei rilievi. L'investimento, peraltro, ha avuto come teatro ancora una volta Largo Barriera, zona che sia sul versante in uscita che in entrata dal centro è stata più volte interessata da investimenti pedonali. Anche per questo fu installata sul fronte opposto dell'incidente odierno la segnaletica apposita per allertare i passanti sulla presenza delle corsie preferenziali. Torniamo al caso Una Bomber, intervistato in diretta a Focus dal direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli. L'ingegnere di Azzano Decimo Elvo Zornitta, a lungo sospettato di essere una bomber, ha commentato l'archiviazione dell'inchiesta bis sul bombarolo del Nord-Est. Ora voglio pace e oblio, ha detto, in corso la richiesta di risarcimento. Vediamo il servizio. Io voglio solo dimenticare, francamente non ne posso più e non posso neanche più ricordare tutto quello che è successo. Voglio effettivamente un po' di oblio.
Lasciarsi tutto alle spalle dopo 22 lunghissimi anni sotto indagine con il sospetto di essere una bomber. Questo chiede nell'intervista rilasciata in diretta a Focus al direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli l'ingegnere di Azzano X Elvo Zornitta, oggi 69enne, commentando l'archiviazione dell'inchiesta bis sul bombarolo del Nord-Est disposta dal GUP di Trieste. Vicenda chiusa, ma quanto dolore. Come persona che non c'entrava niente in quello che è successo, mi sono trovato catapultato in una giostra di cui non avevo certamente il controllo. E purtroppo devo dire che in questo senso i media giocano sempre un ruolo fondamentale. 22 anni sotto assedio, un'esistenza stravolta, dice il peso di un processo giudiziario e mediatico insieme, e il pensiero va a quello che oggi accade a Garlasco. È un percorso che porta a una sfiducia, a una incapacità di reagire. Francamente non penso che nessuno possa meritare questo. Attentati che resteranno senza un colpevole, quelli di una bomber. Questa l'idea che Zornitta si è fatta di lui. Una persona che colpisce indifferentemente vecchi e bambini, che non ha ovviamente uno scopo, perché una persona con uno scopo come minimo lo dichiara. Secondo me è effettivamente una persona che ha qualche problema mentale. Poi che sia vivo o sia morto, questo certamente non lo so. Zornitta sta già procedendo per il risarcimento. Siamo per la causa risarcitoria, non tanto per le sofferenze che ho avuto, per le inchieste e così via, ma per la manomissione che è stata compiuta da quell'ispettore di polizia. Per questo siamo in Cassazione, che dovrà decidere. Ma come si sa, i processi in Cassazione sono abbastanza lenti. Il riferimento è alla manomissione con la quale il poliziotto mestrino Ezio Zernar è già stato condannato. Capitolo buio di una doppia inchiesta ora definitivamente conclusa. Sono contento che sia finita, ovviamente sto gioendo insieme ai miei familiari. Abbiamo fatto un'ottima cena questa sera e siamo rimasti tra di noi proprio perché vogliamo godercela questa giornata in pace. E sull'archiviazione dell'inchiesta bis su una bomber esprime grande rammarico il giornalista Marco Maisano, che con il suo podcast Fantasma e il suo lavoro aveva contribuito a far riaccendere i riflettori sul caso, facendo riaprire le indagini. Sentiamolo. È grande il rammarico, devo dire, mio, e penso di poter parlare anche a nome delle ragazze vittime appunto di una bomber che si sono impegnate assieme a me per chiedere la riapertura di queste indagini Momesso e Girardi. Con il suo lavoro, il podcast e la docuserie aveva riacceso i riflettori sul caso Una Bomber, stimolando la riapertura delle indagini da parte dell'ex procuratore capo di Trieste De Nicolo. Oggi il giornalista Marco Maisano esprime profondo rammarico per la definitiva archiviazione anche dell'inchiesta bis, dopo che la superperizia genetica non è riuscita a dare un nome e un volto a chi tra il 1994 e il 2006 ha seminato il terrore nel nord-est Italia. Al di là del lavoro di questa inchiesta, lavoro enorme peraltro fatto da Lago e dalla dottoressa Pilli, si avvicinava alla prescrizione, quindi insomma le speranze si andavano riducendo mano a mano che passavano i mesi, però che dire, ci si è provato, era giusto provarci secondo me, bene aveva fatto De Nicolo, l'ex procuratore capo di Trieste, a riaprire le indagini, però no, purtroppo no, adesso è ufficiale, non avremo un nome e non lo avremo mai. Mi spiace anche, questo lo dico sinceramente, anche per le persone che sono rimaste a lungo indagate, perché non è mai bello essere indagati. Di fatto la nuova indagine e i risultati delle analisi sul DNA hanno scagionato l'ingegnere Elvo Zornitta, per anni il principale sospettato di essere l'attentatore. Io ho sempre considerato Zornitta quella vittima in più in questa storia, perché è stato al centro di una vicenda che definire drammatica è poco, e credo che anche la sua scelta di rinunciare alla prescrizione e volere invece una risposta da parte dei magistrati nel merito vada in questa direzione, mettere finalmente un punto a questa vicenda. Zornitta credo abbia pagato abbastanza la cattiveria di una bomber, insomma, di questa persona che
purtroppo rimarrà per sempre senza un nome. Cambiamo argomento, c'è stato un incidente, un incendio, i vigili del fuoco sono intervenuti alle 16:40 di oggi dal distaccamento di Opicina e con un'autobote della sede centrale sull'autostrada A4 all'altezza dell'uscita di Duino in direzione Trieste per l'incendio di un mezzo pesante, lo vediamo. All'arrivo sul posto i vigili del fuoco e gli autisti dell'auto articolato avevano già staccato dal trattore stradale il semirimorchio che aveva le ruote e gli assi in fiamme ed erano anche riusciti a scaricare una ruspa che stavano trasportando. I pompieri hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme che si stavano propagando alle protezioni di plastica del guardrail. Spento l'incendio hanno provveduto alla bonifica delle parti andate a fuoco e alla messa in sicurezza di tutta l'area. L'incendio non ha coinvolto persone e neanche altri mezzi. Sul posto, per quanto di competenza, anche la polizia stradale, il personale del concessionario autostradale. Nuovo sequestro di droga della polizia locale di Trieste. Ancora una volta fondamentale il contributo del fiuto del cane Conan. Nei guai 2 triestini, vediamo. Eroina, cocaina, hashish e marijuana. Ancora una volta il fiuto del cane Conan ha fatto centro. Nuovo sequestro di droga della polizia locale di Trieste. Nei guai 2 triestini. Nei giorni scorsi in via Marchesetti, nel rione di San Luigi, 2 uomini erano fermi a bordo strada intenti a scambiarsi qualcosa. I movimenti sospetti sono stati notati dagli agenti della polizia locale che si trovavano nelle vicinanze per un normale servizio di controllo del territorio. Dopo il monitoraggio a distanza della situazione è scattato l'intervento del pastore belga Conan. Gli operatori hanno bloccato i 2 individui prima che potessero allontanarsi. Uno è stato trovato in possesso di alcune dosi di stupefacente appena ricevute, poco più di 1 grammo di cocaina e alcuni grammi di marijuana. L'altro aveva con sé oltre 15 grammi di eroina. Entrambi sono stati accompagnati alla caserma di San Sebastiano. Il triestino che aveva ricevuto la droga è stato denunciato e lo stupefacente sequestrato. Poi il magistrato di turno ha disposto la perquisizione domiciliare nei confronti del presunto spacciatore. A casa dell'uomo gli agenti hanno trovato altri 50 grammi di hashish, oltre a della marijuana. Dunque è scattato l'arresto. Il soggetto è stato posto ai domiciliari. Allerta meteo diramata di colore giallo dalla Protezione Civile per il Friuli Venezia Giulia, in particolare per temporali dalle 9 di domani alle 6 di venerdì 15. Giovedì infatti un fronte interesserà la regione con afflusso di correnti umide sud-occidentali determinando marcata instabilità atmosferica, probabili rovesci e temporali più frequenti dal pomeriggio. I temporali potranno essere forti, specie tra pomeriggio e sera, con maggiore probabilità tra la fascia lagunare, l'Isontino e la pianura udinese. Massimiliano Fedriga in testa alla classifica di gradimento dei governatori italiani, secondo un sondaggio SVG realizzato per conto dell'ANSA. Il suo futuro politico, stante l'attuale stop al terzo mandato al vertice della regione, rimane però un'incognita. Vediamo il servizio. Massimiliano Fedriga è il governatore più amato d'Italia e quanto emerso dal sondaggio SVG per conto dell'agenzia ANSA, in cui sono i 2 governatori del nord-est, Fedriga e Stefani, a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. Il primato di Massimiliano Fedriga, stando alle interviste dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, arriva con un riscontro di gradimento del 65%, in crescita di 1 punto rispetto al 2025, seguito dal veneto Alberto Stefani al 58. Dal sondaggio emerge anche che nei primi 5 posti ci sono 3 presidenti delle regioni del sud, al terzo il presidente della Calabria Roberto Occhiuto con il 53, quarto Antonio De Caro della Puglia il 51, quinto Roberto Fico della Campania il 47. È un risultato che ci rende orgogliosi dopo 8 anni di governo della regione e che conferisce un importante slancio a quest'ultima fase della legislatura, ha dichiarato in una nota Fedriga, incoraggiandoci a proseguire con ancora maggiore determinazione nell'attuazione del programma, forti di un consenso così significativo espresso dai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Come negli sport di squadra, ha sottolineato ancora, nessuno vince da solo. Desidero quindi condividere l'esito di questo ultimo sondaggio con la Giunta, tutta la maggioranza, i collaboratori e i dipendenti della macchina amministrativa regionale. È altrettanto evidente come, a fronte di una popolarità del genere, il centrodestra dovrà interrogarsi sempre
sempre più seriamente sul futuro del 46enne leghista di fronte all'impossibilità di candidarlo per il terzo mandato alla guida della regione. Cosa ne uscirà? Un incarico ministeriale? La candidatura a sindaco di Trieste? O altro non ancora ipotizzato? Veniamo in comune, gara d'appalto oppure gestione in-house? Anche se l'indicazione dell'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro, data per la gara nel corso del nostro telegiornale nella settimana scorsa, sembra rendere complessa la strada della gestione in proprio. Il tema rimane di grande attualità. Il futuro del servizio idrico di Trieste è stato oggi al centro del dibattito nel corso della Commissione Comunale Trasparenza. Vediamo. Come verrà gestito in futuro il sistema idrico a Trieste? Eliminata in partenza la possibilità di una società mista pubblico-privata, all'amministrazione comunale rimangono due opzioni, la gara europea o il conferimento in-house. La prima è l'unica che potrebbe configurare il mantenimento del servizio in capo ad Acegas APS Amga, la strada maestra, insomma, quella della gara, anche dopo le dichiarazioni dell'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro al nostro TG. La Regione non ha intenzione di gestire direttamente l'acqua, cosa diversa sarà verificare con il Comune che tipo di procedura di gara andranno a fare. La possibilità della scelta in house rimane però sul campo perché nello stesso centrodestra vi sarebbero posizioni differenziate fra Lega e Fratelli d'Italia. Il tema acqua è stato al centro del dibattito della Commissione Comunale Trasparenza presieduta dal consigliere Giovanni Barbo del PD, in cui il direttore generale del Comune Fabio Lorenzut, a fianco del sindaco, ha riferito come l'amministrazione non ha ritenuto di dover dare alcuna indicazione all'autorità sulla strada da intraprendere. L'Assemblea locale si esprime su una proposta che non deve essere fatta che da Ausir, quindi attendiamo la proposta di Ausir e poi ci esprimeremo, insomma. Penso di interpretare l'opinione del signor sindaco, noi siamo aperti a qualsiasi tipo di gestione, non c'è una scelta predeterminata, vanno conosciuti tutti gli aspetti dei pro e dei contro di una e dell'altra forma di gestione. Lorenzut ha inoltre illustrato la questione della determinazione del valore residuo degli investimenti effettuati sulla rete acqua, eventualmente da rimborsare ad Acegas in caso di subentro, evidenziando sul tema un'eventuale disponibilità della Regione ad anticipare tali costi che potrebbe cambiare significativamente il quadro complessivo. Il capogruppo di Adesso Trieste, Riccardo Laterza, ha dunque sottolineato come il Consiglio Comunale debba avere voce in capitolo sulla scelta. Chiaramente si sta un po' sul crinale tra la valutazione tecnica e quella politica, altrimenti non ci sarebbe una legge che prevede che sia il Comune, che è un ente di rappresentanza politica della cittadinanza di Trieste, in questo caso, ad esprimere un parere sulla proposta di Ausir. E dal mio punto di vista è una motivazione ben che rafforzata il fatto che il 98% dei comuni della regione abbiano, e a me viene da dire fortunatamente, ma questa è una valutazione mia, una gestione in house del servizio, e nel momento in cui l'ambito territoriale ottimale coincide con l'ambito regionale, visto che prima si parlava di soluzioni naturali, anche se in politica forse non c'è nulla di naturale, sarebbe dal mio punto di vista molto più coerente andare in quella direzione là. Una questione su cui, considerando che il sindaco di Piazza non ha dato indicazioni di merito, la politica non può chiamarsi fuori, ha sottolineato invece la consigliera Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle, ricordando anche l'esito referendario sul tema dell'acqua pubblica. Alcune novità decise dal Comune per i servizi educativi emerse nell'incontro con i sindacati di lunedì scorso hanno portato CGIL e UGL a proclamare lo stato d'agitazione dei lavoratori. Si va dallo sforamento del rapporto numerico tra educatori e bambini alla revisione del piano ferie e altro ancora. Sentiamo. Lavoratori dei servizi educativi del Comune in stato d'agitazione. A proclamarlo le sigle FPCGL e UGL dopo la riunione di lunedì scorso con la dirigenza dell'ente, nella quale sono emerse alcune contestate decisioni che, spiegano i rappresentanti sindacali, sviliscono la qualità pedagogica e ignorano il carico di lavoro del personale, a cominciare dal frequente e ormai strutturale sforamento del rapporto numerico tra educatori e bambini. Il personale è sotto pressione.
continua questo stato di emergenza, lavorare in un momento in uno stato di emergenza continuo, rapporti numerici chiaramente che non vengono rispettati o rispettati a malapena, con un personale sofferente, c'è un grosso problema di personale supplente, anche delle graduatorie. C'è poi la questione della proposta avanzata dal Comune di anticipare l'apertura di nidi e materne di circa 2 settimane rispetto al calendario regionale. Lo stato d'agitazione nasce da un incontro di qualche giorno fa con l'amministrazione, dove l'amministrazione dichiara che per volontà politica vorrebbero far iniziare prima le scuole dell'infanzia. Ovviamente questo ha turbato un po' tutti, perché diciamo che anche educatori ed insegnanti hanno delle famiglie. Alla cronica carenza di personale si aggiunge la classica goccia che, a detta dei sindacati, ha fatto traboccare il vaso: la gestione della formazione, quello che viene definito un pasticcio organizzativo per le ferie estive del personale dei ricreatori, ovvero la riduzione dal 40 al 30% dei lavoratori che possono prenderle, comunicata però soltanto l'altro ieri a piano ferie già presentato a fine marzo. Comporta uno stress ulteriore a questo personale che ovviamente direttamente va in qualche modo a incidere sulla qualità educativa. Alla querelle sulla chiusura dell'accesso alla foiba Plutone, di cui vi abbiamo già parlato ieri, si aggiunge un altro capitolo, una lettera inviata al sindaco dell'Unione Culturale Economica Slovena, stigmatizza determinati atteggiamenti, soprattutto per quel che riguarda l'esposizione di certe bandiere in certe date. Parlando con noi, il presidente dell'Unione degli Istriani, Massimiliano Lakota, indirettamente risponde. Il giorno dopo la denuncia sui social della chiusura dell'ingresso alla foiba Plutone fra Basovizza e Gropada lungo la strada, il presidente dell'Unione degli Istriani Massimiliano Lakota non arretra nella condanna del gesto, per certi aspetti rincara la dose. È una questione di rispetto, no? Questo gesto è una mancanza di rispetto nei riguardi della nostra storia e della nostra sofferenza. Noi siamo portatori di quei valori come Unione degli Istriani e quei valori sono valori che sono stati fissati nella memoria collettiva finalmente nel 2004 dal giorno del ricordo, e quindi noi siamo qui per far conoscere il più possibile ciò che è stato. Indirettamente però Lakota risponde anche ad una lettera inviata al sindaco di Piazza, con cui egli stesso ha parlato di quanto accaduto, da parte dell'Unione Culturale Economica Slovena. Nella lettera si sottolinea come determinate contrapposizioni, soprattutto se in occasione di determinate date, leggi 25 aprile e 1 maggio, alimenterebbero un'escalation di pericolosi nazionalismi, un riferimento implicito alle posizioni espresse proprio dal presidente dell'Unione. Se poi vuole essere una risposta a quello che noi abbiamo affermato, cioè che non ci va bene che le bandiere rosse continuino ad essere messe lì in tutto il corso dal 1 maggio fino a giugno o quasi, è una risposta che non accettiamo naturalmente, perché quelle bandiere rosse, se questa è stata una risposta a questo, portano a morte e distruzione ad una gran parte della popolazione che naturalmente non è giusto le veda penzolare. Lakota in ogni caso, proprio su questo tema, avanza un'apertura non da poco. Una bandiera rossa e un tricolore potrebbe essere un equilibrio che noi dal prossimo anno vorremmo far rispettare. Ma questa apertura l'Unione Culturale Economica Slovena, proprio nella lettera, boccia, e il prossimo anno si ricomincerà da capo. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Nuovi spazi d'aggregazione con diverse attività previste per gli over 65, inaugurata a Casa Marenzi in via dell'Istria 102, un progetto pensato per contrastare il fenomeno della solitudine. Vediamo. 2, 1... Casa Marenzi, via dell'Istria 102, inaugurato lo spazio dedicato alle persone anziane over 65. L'abbiamo ristrutturata sia la parte esterna che anche questo meraviglioso giardino, e ovviamente l'abbiamo anche riorganizzata per dare alle nostre persone anziane sempre più attività. Faremo veramente tantissime attività, dallo yoga alla musicoterapia, la palestra cognitiva, i tanti pranzi condivisi che, come sapete, insomma, se posso partecipo anch'io. Tutto questo per fare ancora più socializzazione, ancora più aggregazione.
È in questo contesto che il Servizio Sociale Comunale ha scelto di agire in modo attivo, aprendo uno spazio che punta a intercettare la solitudine prima che diventi isolamento e rallentare il processo di non autosufficienza, agendo sulla qualità delle relazioni e del benessere quotidiano. Noi siamo in una città, in un mondo in cui per fortuna le persone anziane sono sempre di più e le persone anziane sono affette da una malattia. La principale malattia che hanno è quella della solitudine e noi dobbiamo combattere con tutte le nostre forze questa malattia e l'unico modo per farle è aggregarle, farle socializzare, farle stare tutte insieme. Devo dire che le tante occasioni in cui io sono stato qui a pranzare con le persone anziane sono davvero felici di questo e quindi desidero che siano sempre di più coloro i quali possono beneficiare di questi momenti insieme. Il centro è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, l'accesso è libero e diretto e può avvenire anche tramite segnalazione del servizio sociale comunale. Chiunque può entrare per partecipare alle attività o semplicemente per chiedere informazioni. Dopo 2 anni si è chiuso un progetto destinato agli enti pubblici e alle imprese finanziato con fondi PNRR. Oggi nella sede INSIEL, il coordinatore del progetto, ne è stato tratto un bilancio più che positivo. Vediamo. Il progetto EDIPAI, finanziato attraverso il PNRR con quasi 7 milioni di euro in Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Lazio e Belgio, ha accompagnato per 2 anni enti pubblici, piccole e medie imprese, cooperative ed imprese sociali in una serie di processi di trasformazione digitale sostenibile ed inclusiva, generando ricadute concrete sui territori. Ed è stato oggetto di un incontro nella sede INSIE, il coordinatore dell'iniziativa, che quei risultati ha reso noti. Tutto il progetto è stato costruito proprio con l'obiettivo di creare qualcosa che resterà, quindi dare anche un senso a questi fondi PNRR che noi abbiamo usato proprio per gettare le basi di un ecosistema, delle fondamenta di qualcosa che possa poi continuare a svilupparsi nel futuro. Le attività sono state 1255, 526 per le pubbliche amministrazioni, 729 per le aziende, 421 i soggetti coinvolti, 186 pubbliche amministrazioni, 235 piccole e medie imprese e 344 percorsi che hanno consentito di testare soluzioni tecnologiche prima di investirvi in modo strutturale, 30 i servizi di consulenza specialistica e 408 i percorsi formativi, 3 le direttrici fondamentali attraverso le quali il progetto ha operato: digitalizzazione, sostenibilità attraverso lo sviluppo di soluzioni per città intelligenti ed economia sociale ed inclusione, promuovendo accessibilità digitale, tecnologie assistive e nuovi modelli di didattica. Abbiamo cercato di guardare anche la sostenibilità di tipo economico, perché questi progetti sono molto belli, ma poi nel corso del tempo normalmente significa che per tenerli in piedi banalmente devono essere pagati. Nel corso dell'incontro sono stati forniti esempi precisi dell'utilizzo del progetto. Uno di questi lo ha raccontato il sindaco di Porcia, Marco Sartini. Noi nel 2023 abbiamo aperto il primo sportello unico del Friuli Venezia Giulia, dove i cittadini si relazionano con un unico ufficio, non girano più per la struttura, e da lì siamo partiti con questa idea che ha accolto INSIEL e ha sviluppato, e quindi li devo ringraziare per la capacità, la competenza che hanno messo in campo per fornire un nuovo servizio di risponditore automatico che usa l'intelligenza artificiale e capisce il linguaggio semantico, cioè capisce le necessità del cittadino, capisce anche i bisogni e lo stato emotivo, perché a volte risponde anche con dispiacere o con apprezzamento ad alcune domande. Siamo allo sport, arriva un'altra importante riconferma nel roster bianco-rosso dopo il rinnovo di Facundo Garcia per quanto riguarda la pallamano. Trieste 1970 è lieta di comunicare il prolungamento di contratto col giocatore Juan Agustín Paoloni, che vestirà così la maglia giuliana anche per la prossima stagione 26-27. Il giocatore mancino, ala destra, classe 2000, nativa del Quilmes, che era arrivato la scorsa estate dall'Albatros Siracusa e che ha chiuso la sua prima stagione a Trieste con 66 reti all'attivo, continuerà dunque a far parte del roster guidato da coach Boris Lisitsa. Presentata stamattina in municipio la commedia Quella maledetta banca, con la quale la compagnia dei giovani conclude la 41esima stagione del teatro in dialetto triestino dell'Armonia. Vediamo.
Sarà una serata speciale ospitata dal Politeama Rossetti a chiudere la 41esima stagione del teatro in dialetto triestino dell'Armonia. Nella divertente commedia Quella maledetta banca si cimenterà la compagnia dei giovani nella serata di martedì 19 maggio, grazie al sostegno del Comune e di Banca Mediolanum, che da sponsor non ha avuto nulla da ridire, ma anzi ha apprezzato il titolo scelto. A me fa molto piacere che sempre più giovani si avvicinino alla conoscenza del dialetto, e grazie anche appunto a quello che le compagnie dell'Armonia fanno per avvicinare i giovani attraverso diciamo la pratica teatrale, e l'adesione che già abbiamo visto rispetto allo spettacolo che martedì andrà in scena a Rossetti è una conferma di questo. La commedia di Agostino Tommasi per la regia di Roberto Eremo affronta in tono leggero e divertente ma non superficiale i temi del lavoro e delle catene gerarchiche ed è portata in scena dalla pluripremiata Compagnia dei Giovani. Martedì vedremo la Compagnia appunto dei Giovani che presenta questa commedia molto divertente, ma non solo, fa anche pensare. Innanzitutto un grazie anche al Comune e al Teatro Rossetti che per l'ennesima volta ci hanno aperto le porte, anzi ci hanno accolto con grande amicizia proprio. Per noi è un traguardo importante. È la chiusura della 41esima stagione e ci stiamo preparando per la 42esima e dunque ne vedremo delle belle anche il prossimo anno. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata.